Bolkestein da problema ad opportunità. È stato molto partecipato dalle forze politiche e dagli imprenditori del settore il convegno che si è svolto nell'intera giornata di ieri all'Hotel Al Mar di Jesolo, organizzato dall'Associazione Monsignor Marcato. Al centro della questione il delicato tema delle concessioni demaniali, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato e dell'emendamento al DDL concorrenza, che hanno decretato l'obbligo ad effettuare le gare a partire dal 1 gennaio 2024. Tutte da chiarire però rimangono le questioni legate ai criteri per l'assegnazione delle concessioni, fattore che preoccupa non poco i sindaci, a cui spetterà l'obbligo di applicare i regolamenti, che però ancora non ci sono, mentre il tempo corre inesorabile. Siete preoccupati? Molto preoccupati perché la sentenza del Consiglio di Stato prevede già che i sindaci dovrebbero essere al lavoro con i propri uffici per le procedure di evidenza pubblica. Ovviamente noi stiamo ancora aspettando cosa succederà a Roma e auspichiamo che ci siano dei criteri certi che ci regolano il nostro iter amministrativo. Le cose da fare sono tante, le procedure sono complesse e bisogna trovare un punto d'equilibrio tra quello che la Comunità Europea ormai chiaramente dice e la salvaguardia, che per noi sindaci è fondamentale, del nostro tessuto imprenditoriale. È il momento in cui bisogna fare delle scelte e credo che devono essere scelte fatte anche con una certa visione, dato che parlando di turismo si parla dell'asset più importante, diciamo, strategico della nostra industria. In questo momento c'è la forza di una matura imprenditoria di questo settore, per cui chi ha sempre investito non ha paura di andare a gara, però ovviamente servono delle tutele fondamentali per salvaguardare le famiglie, i lavoratori e le imprese che tanto hanno costruito. Tutela del know-how e degli investimenti fatti dagli imprenditori negli anni sono quindi i punti che il governo intenderebbe considerare, ma al di là dei rischi, la politica e l'imprenditoria cerca anche di vedere il bicchiere mezzo pieno, ovvero quelle che saranno le opportunità. Il nostro futuro è quello di sfruttare al meglio, naturalmente con le garanzie dovute, le opportunità di una riqualificazione, perché ci sarà una certezza che chi fa investimento, chi fa qualità darà uno sviluppo ulteriore a tutto il sistema economico balneare. Noi partiamo da una posizione di forza, da una capacità imprenditoriale ormai consolidata, da un tessuto alberghiero e ricettivo che in qualche modo è a sostegno poi di tutti quegli investimenti che saranno fatti sulla spiaggia, ma che da questo punto di vista deve trovare anche la capacità, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni da questo punto di vista, di cogliere questo momento come un momento epocale, di rivoluzione di quella che è l'offerta sulla spiaggia, anche attraverso nuovi piani paesaggistici dell'Arenile che dovranno dare maggiore qualità e garantire quella capacità di attrazione dei nostri territori che porta il Veneto ad essere prima regione d'Italia per flussi turistici. Troviamo un momento di grande criticità, non siamo contenti di doverlo affrontare. Qui il tema non sarà solo quello di preparare le aziende e far sì che possano essere pronte ad affrontare, quando sarà necessario, i futuri percorsi di evidenza, ma il tema sarà anche quello di iniziare a lavorare per ridisegnare un nuovo concept delle nostre spiagge. Abbiamo bisogno di spiagge che siano veramente dedicate a tutti e soprattutto abbiamo bisogno che gli investimenti che verranno prodotti sul territorio possano essere condivisi in questa grande cabina di regia fatta anche con gli enti locali, in progetti di partenariato pubblico-privato, perché la sfida di questo momento è quella di continuare a lavorare per conseguire un legittimo obiettivo di impresa facendo anche qualcosa di buono, in questo caso riqualificando il territorio e quindi innalzando il livello qualitativo non solo dei servizi ma anche delle nostre località.